Bentornati, nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Dal satellite notiamo subito l'arrivo della perturbazione da nord-ovest che sta raggiungendo appunto i settori occidentali, portando piogge temporali anche intensi con associati nubifragi soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia, mentre l'alta pressione insiste al centro-sud portando temperature oltre la media stagionale. Notiamo l'approfondimento di questo profondo ciclone situato sull'Irlanda e in Inghilterra che invia correnti umide perturbate sempre spesso frequenti al nord con associati grandinate possibili e alluvioni, accumuli anche oltre i 100 mm al nord. Dunque 3 giorni di maltempo concentrato al nord, in particolare sui settori alpini, prealpini, pedemontani e alte pianure, ma con forti temporali a tratti che interesseranno anche le basse pianure. Notiamo appunto il profondo ciclone che si concentra nella giornata di mercoledì tra la Francia e la Spagna, invia queste correnti perturbate verso il centro Europa portando grandinate e disagi dovuti a forti piogge su tutto quanto il centro nord. Accumuli notevoli, pensate che i modelli stimano cumulate picchi di 100 mm nelle prossime 24 ore. Alla conclusione della giornata di mercoledì si potranno toccare picchi fino a 100 mm, soprattutto sull'Alto Piemonte tra le prealpi lombarde e piemontesi, oltre i 100 mm, anche e soprattutto sul Veneto, la zona più a rischio, oltre 80 mm complessivamente sulle prealpi, sulle pianure centrali con picchi anche fino a 100 mm, specie nel Vicentino, la zona più colpita. Condizioni come si notano di nuova instabilità che riprenderà a partire da nord-ovest con una nuova perturbazione giovedì associata ancora a temporali grandinigeni. Questa volta interesseranno anche l'Appennino tosco-emiliano e in parte anche il versante ligure, ma si concentreranno maggiormente ovviamente nel settore piemontese e lombardo per poi estendersi ovviamente dal pomeriggio su tutto quanto il nord e soprattutto sul Friuli, Venezia Giulia, il veneziano, il Veneto orientale. Qui le cumulate saranno notevoli, una serata di giovedì spiccatamente instabile soprattutto sulle regioni del nord-est. Possiamo notare infatti gli accumuli complessivi totali alla fine della giornata di giovedì più concentrati come vediamo sul Friuli Venezia Giulia, sulle basse pianure del Friuli, in generale anche su tutto il Friuli oltre i 50 mm di pioggia, ma come notiamo lungo le coste del Veneto orientale e del Friuli accumuli anche oltre i 100 mm. Altrove sul resto del nord rimaniamo tra i 30 e i 40 mm di pioggia, comunque notevoli. Una perturbazione dallo stile autunnale che ci accompagnerà fino alla mattinata di venerdì, quando le precipitazioni si concentreranno solamente sui versanti prealpini, in sconfinamento anche sulle pedemontane per il vortice che si situerà sulle Alpi, e questo vortice sarà in grado di portare delle precipitazioni solo sui settori montani e pedemontali, in particolare ancora delle piogge diffuse dal pomeriggio soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Altrove il rischio sarà basso sulla Valpadana di fenomeni di precipitazioni per un campo anticiclonico che si espande progressivamente verso nord, lasciando spazio quindi a una temporanea pausa dai fenomeni nel weekend. Infatti si prevede un weekend contraddistinto da temperature in ripresa soprattutto sulle regioni centrali e al sud, qui le temperature continueranno a rimanere molto sopra la media, anche picchi oltre i 30 gradi. Al nord rimarremo anche con picchi fino a 25 gradi soprattutto sull'Emilia Romagna e il comparto centro-orientale del nord. Il vortice che continua a stazionare tra la Francia e la Spagna continuerà ad esercitare una notevole forza e potenza che potrà agire nuovamente a partire dalla prossima settimana. Già a partire dalla giornata di domenica delle correnti molto umide e instabili potranno giungere proprio sulla Sardegna, sul medio basso Tirreno e sull'Appennino tosco-emiliano per portare nuove precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale. Queste precipitazioni sono dovute appunto al transito di queste correnti di matrice oceanica dovute alla depressione sulla Spagna, che provocherà un indebolimento dell'anticiclone, un graduale allontanamento del caldo africano verso est, concedendo la possibilità di questa formazione temporalesca. La parte più interessante sarà proprio a partire da lunedì, quando questa depressione sulla Spagna proverà nuovamente a salire verso nord-est per provocare un nuovo intenso peggioramento del tempo non solo al nord ma anche sui medio-alti settori del versante tirrenico, in parte sul nord della Sardegna. Precipitazioni che qui saranno nuovamente intense, accompagnate da forti
forti temporali, forti rovesci, grandinate e rischio nubifragili sempre elevato proprio al nord, quindi ancora un lungo periodo di instabilità che probabilmente sarà costretto a durare anche dall'inizio della prossima settimana. Il caldo invece continuerebbe sempre ad agire al centro-sud, il clima qui è ancora siccitoso, ma vi ricordiamo non è esclusa la possibilità di qualche temporale lungo il medio-basso Tirreno e sull'Appennino tosco-emiliano durante la mattinata e pomeriggio di domenica, ma questo ovviamente ne riparleremo. Questa è ancora una tendenza che necessita di moltissime conferme. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.